Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview, come al solito il nostro approfondimento, le nostre anticipazioni sulla prossima giornata del campionato di Serie C, con il focus puntato come sempre sul Catania, la trasferta di Caserta di domenica e poi ovviamente gli appuntamenti anche del Messina e del Trapani che attraversano due momenti opposti, ma ne parleremo durante la nostra trasmissione, così come ampiamente del Catania con i nostri ospiti a partire da Carlo Breve. Ciao Carlo! Buonasera Marco e buonasera a tutti. Buon pomeriggio di nuovo anche Grazie. a te. Riaccogliamo nei nostri studi e ci fa sempre piacere Saro Foti. Ciao Saro, buon pomeriggio. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. E ritroviamo per il punto tattico anche Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. E poi volevo fare notare a tutti voi, vestita d'oro come le campionesse olimpiche, la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, sì, oggi mi sento un po' un lingotto d'oro. Io saluto tutti gli ospiti studio e ricordo, sarò un po' ripetitiva, ma ricordo ai nostri telespettatori che possono rimanere in contatto con noi studio scrivendo al 342 77 12 855. E questo è il nostro numero per interagire con noi. Adesso intanto, come sempre facciamo, io torno da Anna per farci dare il punto con il programma della prossima giornata del campionato di Serie C e anche con la classifica. A te Anna di nuovo. Esatto, l'ottava giornata di campionato inizia questa sera alle 20:30 con Foggia-Taranto. Segue sabato 5 ottobre alle 15 Juventus Next Gen Potenza, alle 17:30 Altamura Monopoli e Picerno Cavese. Domenica 6 ottobre alle 12:30 Latina Giuliano e alle 15 tutte le siciliane, Casertana Catania, Messina Benevento e Sorrento Trapani. Alle 17:30 Turris Cerignola e si chiude l'ottava giornata di campionato lunedì 7 ottobre alle 20:30 con Crotone Avellino. Passiamo subito alla classifica. In testa alla classifica con 15 punti Benevento Picerno, segue Monopoli 13, Trapani, Cerignola, Catania, Sorrento 12, Giuliano e Potenza 11, Cavese 9, Casertana 8, Crotone, Latina, Avellino, Altamura 7, Messina, Juventus Next Gen, Turris 6, Foggia 5 e Taranto 3 punti. Grazie Anna, torniamo fra poco da te anche per avere qualche nota dai social dei giocatori del Catania o di qualche tifoso illustre. A proposito di Catania, è l'occasione questa per provare a dare continuità anche negli ultimi risultati? Si arriva da una vittoria importante con il Monopoli, a Caserta si prova a fare il bis? È chiaro che si incontra un avversario che sicuramente è alla portata della squadra rossaazzurra e che può dar continuità alla vittoria di domenica scorsa, che è stata fondamentale per svoltare dopo i 2 punti nelle 3 partite. Quindi la Casertana, ne parleremo abbondantemente oggi, è una squadra che ti può permettere di andare a vincere. L'anno scorso, lo ricordiamo, per gli scaramantici magari sarà tema di scaramanzie ulteriori, il Catania si impose 4-0, era per di più inizio ottobre, all'1 di ottobre con gol di 2 giocatori di Carmine e di Chiricò, un gol pazzesco quello di Chiricò da oltre centrocampo. Saro Foti, come hai visto il Catania nell'ultima partita? Ma io vedo una squadra che intanto ha un impianto solido, è una squadra che sta riuscendo, secondo me, a saper utilizzare il meglio delle risorse a disposizione in questo momento, sapendosi attaccare a quelle che sono poi le caratteristiche dell'avversario. Ho notato che in qualche circostanza il tecnico ha anche dato qualche piccola modifica a quelle che sono le sue idee. Ho visto in certi momenti un Catania molto aggressivo, in altri momenti un Catania un po' più attento, una maggiore circospezione nell'uscire, diciamo, con la velocità che invece nell'uscita ad attaccare i portatori di palla avversari, come invece in qualche circostanza non ha fatto. Questo secondo me dimostra la saggezza del tecnico e la conoscenza anche profonda della categoria. Una categoria molto difficile, lo sappiamo tutti, e che bisogna sempre affrontare le gare tenendo sempre presente quelli che sono i connotati dell'avversario. Mister, posso fare una domanda Certo. al mister che conosce benissimo questa categoria per averla fatta tantissimi anni ad altissimi livelli?
Ha detto molto bene, durante tante partite mister Toscano ha preferito aggredire alto l'avversario, in altre partite, e soprattutto con squadre che giocano con un sistema di gioco 4-2-3-1 per esempio, o contro il 3-5-2, il Catania ha aspettato un tantino l'avversario e favorito il palleggio dell'avversario. Vedasi Cerignola 3-5-2, vedasi Crotone e Picerno 4-2-3-1. È un problema di sistema di gioco della squadra avversaria che non si sposa bene nella contrapposizione tattica col Catania, o è stata una casualità e magari l'esigenza in quel momento di non andare ad aggredire alto? Allora Carlo, tu sai benissimo come il sistema di gioco condizioni molto lo sviluppo di gioco di una squadra, e secondo me certi provvedimenti, certi accorgimenti vengono fatti perché, come ha detto tu poc'anzi, il sistema di gioco non si sposa con quello tuo. Allora, il sistema di gioco dell'avversario. Allora, per evitare di cambiare totalmente anche il tuo vestito, preferisce utilizzare una strategia diversa. Quindi secondo me è un problema non un problema, è una ricerca di una strategia meglio appropriata alle caratteristiche dell'avversario. Ok, perfetto, è stato chiaro. E io lo trovo vincente questo, Okay, perché intelligente lo trovo. intelligente. Okay. La stereotipazione fissa di un sistema di gioco, di una modalità schematica fissa di movimento e situazioni, in questo campionato aiuta molto gli avversari a capirti e a bloccarti le fonti di gioco essenziali, perché questo è un campionato dove difficilmente si vive con lo spunto impressionante, particolare del singolo che da solo vince la partita. Cioè molto diverso dalla Serie A, dove ogni squadra difficilmente sposta il suo sistema di gioco, ma se lo gioca di fronte all'avversario, indipendentemente da come l'avversario giochi. Volevo tornare da Anna per sentire un po' se ci sono, l'abbiamo definite prima, delle note social, no? Durante la settimana, soprattutto dopo la vittoria con il Monopoli. Anna. Sì Marco, appunto quello che vi mostro oggi è una foto pubblicata dal nostro calciatore più attivo sui social, che è Di Gennaro. Lui ogni tanto dopo le partite ci lascia delle foto pubblicate con sotto delle citazioni, delle chicche, scelte anche in base all'andamento della partita, e nella foto pubblicata ci scrive proprio: la fortuna favorisce i coraggiosi. Quindi non ci resta che aspettare la prossima partita e se scriverà qualcos'altro. Scritto in latino, fra parentesi, sì, scritto in latino, per cui anche la cultura di Gennaro. È stato fortunato il Catania col Monopoli? No, il Catania ha vinto alla fine, credo anche meritatamente, per quello che è stato espresso in campo. È stato bravo il portiere, sicuramente, ha sventato Adamonis, ha sventato un paio di situazioni importanti. Non ritengo sia stato fortunato, ha vinto meritatamente. Io voglio collegarmi con noi facciamo la carrellata di tanti ex che hanno fatto tanto in Casa Catania. Ne abbiamo uno collegato dal centro Italia, da Fiuggi, che penso che i tifosi etnei accoglieranno con tanti applausi anche da casa. Sto parlando di Alessandro Ambrosi. Ciao Alessandro. Buon pomeriggio. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te. Che idea ti sei fatto dalla tua Fiuggi di questo Catania? L'idea che ci aspettavamo tutti all'inizio, una squadra pronta con un ottimo tecnico, ben guidata, che andrà a giocarsi la vittoria finale del campionato. Sta rispettando più o meno quelle che erano le attese. Un campionato difficile sicuramente, dove sarà difficile imporsi, ma sarà una di quelle squadre che se la andrà a giocare fino alla fine. Alessandro, che assomiglia vagamente a Zeoli, insomma, in questa sembra un po' di parlare con l'allenatore del... C'è una certa somiglianza con Zeoli, Alessandro, la vedi? Scherzo. Non mi chiede. Un pochino sì, dai. Anche l'accento, dai, anche un po'. Forse è quello. Esatto. Forse è quello
è quello che magari può sembrare anche più, ci rende un po' più simili, al centro sicuramente. Senti, tu sei stato acclamato qui a Catania per i tuoi gol, per le tue realizzazioni, per le tue reti, i tifosi ti hanno eletto a protagonista, diciamo, di quella parte di stagione in cui tu sei stato qui. Come vedi gli attaccanti del Catania e se secondo te manca qualcosa in questo momento a quel reparto? Non intendo come uomini, ma intendo come numeri, cioè in fase realizzativa. Ma secondo me è un reparto molto importante, ben assortito. Ci sono giocatori importanti, insomma, i giovani che tra l'altro profili che tendono ad emergere. Parlo di giocatori importanti come Inglese e Montalto, c'è qualche giovane di belle giovane, qualche giocatore che magari viene dalle categorie più basse, ma che come D'Andrea comunque secondo me è un reparto ben assortito. Stanno attraversando un momento di difficoltà realizzativo, però sono giocatori che alla fine secondo me diranno la loro e porteranno un buon bottino di reti. Mi auguro che il prima possibile si sblocchino, perché sinceramente vedere il Catania che dopo 7 partite ha fatto 7 reti forse è l'unica nota che stona un pochettino. Voglio coinvolgere anche Carlo Breve e Saro Foti su questo argomento. Stona un pochettino quel numero? Chiaro, ha detto molto bene Ambrosi, devono crescere di condizione sicuramente sia Montalto che soprattutto Inglese, e quando saranno al top della condizione il loro contributo in fase realizzativa si alzerà, di questo ne sono certo. È importante che trovino presto la condizione, anche se la gente, un po' tutti i tifosi, hanno premura di veder correre sotto la curva Inglese o correre sotto la curva Montalto, è chiaro. Diciamo che per caratteristiche fisiche invece D'Andrea è un po' più avanti nella condizione, perché è un brevilineo e quindi per caratteristiche più avanti rispetto agli altri, aspettando la fase realizzativa migliore di ambedue i bomber. Saro Foti, una questione degli attaccanti solo, appunto, come dice Carlo, anche di una fase dell'attacco del Catania che magari ha avuto un po' più difficoltà a decollare. Ma certo, numericamente manca qualche gol in più al Catania per il potenziale che ha, però c'è da dire anche che qualche considerazione deve essere fatta. Intanto è una squadra che ha messo radici in una fase di non possesso interessante, perché il Catania difficilmente viene sovrastato dall'avversario. Il Catania riesce sempre a contenere qualsiasi situazione di gioco da parte degli avversari. Quindi aver iniziato a costruire le basi solide partendo da dietro, a mio parere, è l'inizio per fare per completare il progetto alla grande, anche attraverso una maggiore realizzazione, che avverrà quando, come si diceva, migliorerà la condizione degli attaccanti, di tutti, quando migliorerà la condizione dei centrocampisti per essere un po' più pronti negli inserimenti, e quando tutta la quadra troverà quella compattezza che sicuramente, crescendo nelle giornate, crescendo gara dopo gara, porterà a una maggiore realizzazione. Alessandro, si parlava degli allenatori, no? Della situazione del Catania, di quello che sta tentando di far crescere Toscano, soprattutto per quanto riguarda l'intesa fra i giocatori. Toscano, che tu conosci, fra parentesi, credo di capire che per te sia una garanzia come per molti in questo campionato. Beh, io Mimmo lo conosco perché oltre ad averlo affrontato da calciatore l'ho avuto anche come allenatore agli inizi. Io stavo terminando la mia carriera, abbiamo giocato insieme, cominciò a Cosenza dove vincemmo il campionato di Serie D e insomma si vedeva che era un ragazzo comunque che aveva tanta voglia e tante idee, che poi ha confermato negli anni, specie in categoria, facendo bene da tutte le parti. Tra l'altro ha vinto anche un campionato importante a Terni con mio fratello, insomma, quindi è una garanzia per la categoria. Per quello quando in estate è stato preso, sono sicuro che insomma era stato messo un gran tassello da parte della dirigenza del Catania per compiere questo passo importantissimo. Poi sappiamo tutti che vincere non è mai facile, non è un'equazione scontata, ci vogliono tante componenti oltre al lavoro, la fortuna e tante altre cose, però ritengo che Mimmo in questo senso sia più che una garanzia.
Ah beh, certamente, questo è fuori di dubbio. Volevo tornare da Anna per sapere, mentre vediamo le immagini anche di Domenico Toscano, per avere qualche messaggio invece da casa da parte dei nostri telespettatori. Anna. Sì Marco, ti leggo subito un messaggio carinissimo di un nostro telespettatore che ci scrive: buon pomeriggio a tutti, domenica mio figlio ha accompagnato la squadra in campo, è nato il 23 e chi ha segnato? Il numero 23 Lunetta, da Alessandro. Invece Pietro ci scrive: il Catania con la presenza del presidente Pelligra vince sempre, grazie presidente. E ancora, non so se avete notato, ma da quando sono andati via da Catania i vari Di Carmine, Cicerelli e Cianci segnano ad ogni partita. E chiudo con una domanda, chiedono: ma questa storia del reintegro di Zanellato è vera? Allora, su questa rispondo subito io: no. Non è vera, non è una notizia che può essere confermata e che viene confermata, per cui non ci sarà il reintegro di Zanellato. Sugli attaccanti invece volevo capire da parte vostra, quelli che se ne sono andati segnano e quelli che sono arrivati hanno un po' più di difficoltà. Beh, ci sta. Anche bisogna vedere dove vai a giocare, giocare a Catania, poi lo chiederò ad Alessandro. Giocare a Catania non è la cosa più facile del mondo. No, i conti si fanno sempre alla fine. Esattamente. Quindi li faremo alla fine i conti. È chiaro che Cianci magari un pizzico di rammarico personalmente c'è, perché è un ragazzo di 28 anni che così bene aveva fatto l'anno scorso e aveva chiuso così bene l'anno, però hanno fatto delle scelte e quindi rispettiamo le scelte della società e vedremo alla fine di fare i conti. Piccolo rammarico c'è su qualcuno di questi? Sono d'accordissimo con Carlo. Cianci ha fatto un campionato in crescendo, ma al di là di aver fatto il campionato in crescendo aveva messo in evidenza doti importanti, realizzative, tempismo nel gioco aereo, anche una certa forza atletica e fisica, però è chiaro che se questa scelta hanno fatto vuol dire che in un contesto non ci sono soltanto le qualità esterne che noi vediamo, ci sono anche dei fattori intrinseci ai quali noi non possiamo dare giudizio perché non conosciamo. Magari sarà stato questo uno dei motivi, magari assolutamente, senza creare qualsiasi... Alessandro, torno da te prima di lasciarti e di salutarti, innanzitutto per ricordarci e ricordare a te qual è l'emozione di giocare al Massimino in uno stadio dove appunto abbiamo visto anche Lunetta ha segnato, da qualsiasi parte segni poi c'è da correre sotto una delle due curve, c'è un sostegno incredibile e magari c'è anche un po' più di pressione visto che è una piazza così importante. Tu non la sentivi, sono sicuro? Sicuramente il calcio insegna che ci sono piazze e piazze. Giocare a Catania non è come giocare a Cittadella, con tutto il rispetto, insomma. Io ho avuto la fortuna di giocare sempre in piazze molto importanti e quindi sicuramente andare in campo con 30-40 mila persone non è lo stesso che andare in campo con 1000-2000 persone, quindi anche siccome gli attaccanti vivono di momenti, di sensazioni, di tante piccole cose, a volte anche questo fa la differenza, però ritengo che alla fine i conti, come ha detto giustamente prima il tuo collega, vanno fatti alla fine, quindi bisogna concentrarsi su quelli che sono adesso all'interno dell'organico del Catania, che sono ottimi attaccanti, ripeto, secondo me, e speriamo che loro alla fine non facciano rimpiangere dei giocatori con i quali sono d'accordo, perché Cianci per esempio anch'io l'ho visto lo scorso anno quando sono venuto giù contro l'Under 23, mi ha fatto una buona impressione, però magari è venuto un nuovo tecnico per tante cose, ha preferito puntare su altre persone, quindi magari speriamo che Cianci ne farà tanti, ma i nostri ne faranno qualcuno di più, quindi, però ripeto, giocare a Catania come giocare in altre piazze non è lo stesso che andare a giocare in piazze dove la pressione è sicuramente minore, dove non ci sono 3 TV, 40 giornalisti e tutto quanto che per ogni piccolo errore te lo fanno pesare, oppure insomma è un calcio diverso sicuramente. Poi adesso ci sono i social, prima noi facevamo tendenza, no? Intendo come stampa media in questi casi, adesso i giocatori sono anche attenti a quello che si scrive, a quello che viene scritto sui social, per cui diventa ancora più complicato. Alessandro, quando ti vedremo a Catania, magari allo stadio a venire a tifare per i rossazzurri? Spero presto, spero di poter tornare veramente presto, anche perché l'altra volta ci sono venuto, vincemmo con l'Atalanta Under 23, quindi avevo portato pure bene tra l'altro. Avevo portato pure bene. Senti, invece a Fiuggi tu hai un'attività, no? Anche calcistica.
ovviamente. Sì, io mi occupo di ragazzi, sono una scuola calcio e tra l'altro faccio scouting in giro, ho aperto una mia attività adesso a Shanghai da poco in Cina, dove seguo delle scuole calcio insomma, però parlo sempre di settore giovanile. Settore giovanile, vi intenderete con Carlo? Volete parlare in Fantastico. cinese visto che... Fantastico, perché sono stato a Fuzhou, ho insegnato tattica calcistica all'Università di Scienze Motorie a Fuzhou e stavo per andare pure perché l'interprete era di Shanghai. Quindi magari troveremo modo di incontrarci a Shanghai. Alessandro Ambrosi, io ti ringrazio, non so se è caduta la linea, nel caso fosse... No, eccomi. Eccoti, ti volevo salutare, ringraziare e darti l'appuntamento per quando verrai a Catania, vienici a trovare anche negli studi di Telecolor, ti aspettiamo. Ciao Alessandro, grazie. È caduta la linea, questa volta è caduta veramente. L'abbiamo comunque salutato, noi ci fermiamo, invece andiamo in pubblicità, ritorniamo fra pochissimo per entrare nel merito dei numeri della partita che attende il Catania a Caserta, fra poco. Eccoci qui di nuovo mentre divampa la discussione nonostante la pausa pubblicitaria sugli attaccanti del Catania, poi ci torneremo perché io prima volevo tornare da Anna perché ci sono dei messaggi, qualcuno per Alessandro Ambrosi che purtroppo abbiamo visto è caduta anche la linea mentre lo salutavamo, se no gliel'avremmo postati poco fa. Anna. Sì, Marco, ci tenevo a leggerli perché ci scrivono: buonasera, un saluto ad Alessandro. Di lui ricordo, oltre al piglio da bomber, la personalità nei riguardi dei difensori. In particolare ricordo una volta in cui tornò indietro zittendo un avversario che lo infastidiva. Grande attaccante ed uomo da Mario. E poi ci scrivono anche: grande Ambrosi, ricordo i suoi gol. Chiedo ad Alessandro se ricorda il mitico Pippo Fleres. Questo non glielo possiamo chiedere in questo momento, però gli riporteremo questi messaggi ovviamente. Poi ne hai altri? Sì, ne ho uno abbastanza simpatico. Ci scrivono: buon pomeriggio, il mister Foti è sempre giovane, non ha neanche un capello bianco. Allora, prego la regia di andare a inquadrare. Non ne ho bianchi, ma ne ho pochi però. questo ci stava. Insomma, non si può avere tutto dalla vita mister. Ritorniamo a parlare della prossima partita con la Casertana. Volevo coinvolgere subito Ermanno, ti abbiamo fatto riscaldare durante la prima parte di questa trasmissione. Che cosa ci dobbiamo aspettare dalla squadra di Iori intanto? Intanto ci aspettiamo un modulo diverso rispetto al Monopoli, ci aspettiamo una squadra che si presenta con un 4-2-3-1, una squadra che, come vedremo poi successivamente nei dati, è molto simile come impostazione di gioco e come principi tattici al Catania, quindi predilige una costruzione dal basso e ama anch'essa entrare nella tre quarti avversaria con palla a terra. Ha dei giocatori davanti nella tre quarti molto interessanti, vedremo, faremo infatti successivamente un focus su Carretta. Anche la Casertana ha diciamo una leggera defezione, se vogliamo chiamarla così, nel vertice offensivo, nel reparto offensivo. Infatti i dati ci confermano, diciamo, la poco cinismo, poca propensione nel gol, ecco, in generale. Favorito il Catania? Ripetizione, sì, diciamo no, che sì, no. Proprio rispetto alle altre squadre è una squadra che ha cambiato tanto. Okay. Quindi favorito nella partita di domenica. Favorisce il Catania. Il fatto che la Casertana ha cambiato tanto e sicuramente non ha investito come il Catania, non troverà il Catania una squadra rodata, una squadra come il Picerno, come il Cerignola. Troverà una squadra che sicuramente di qualità, ma non ha la qualità del Catania. E fra parentesi, Saro è una squadra che non è in quelle parti della classifica alte, perché il Catania ha giocato praticamente, se noi andiamo a guardare la classifica, tutte le prime 6 hanno giocato contro il Catania. Ma è una squadra che, guardando la statistica, mi pare ha fatto 5 pareggi. Esattamente. Una sconfitta e una vittoria. Lo vedremo fra poco. E quindi questo fa pensare che è una squadra che darà battaglia in campo, scontato ovviamente, ma è una squadra che non ci sta probabilmente tatticamente a subire con facilità l'iniziativa dell'avversario. Quindi io ritengo che è una gara da prendere con le molle, con molta attenzione. Certo,
confermo, ribadisco le stesse parole di Carlo, dal punto di vista del valore iniziale il Catania è superiore, però noi sappiamo come in questi campionati la superiorità teorica spesse volte viene smontata dai fatti dati dal campo, dove potrebbero subentrare aggressività, cattiveria sportiva, che quando queste squadre incontrano il Catania, volendo o nolendo, bisogna abituarsi, vengono accentuate, perché chi incontra il Catania in questo campionato è come se la Juve fosse in B e tutti quanti vogliono battere la Juve perché si trova in B. Vediamo le immagini proprio della partita della Casertana in casa del Cerignola, è l'ultima partita di campionato, questa è l'espulsione di Contek che mancherà nella partita con i rossazzurri e che ha un po' cambiato l'ordine della partita di Cerignola, perché la Casertana stava facendo bene, soprattutto nel primo tempo aveva creato tante occasioni da gol, poi chiaramente rimasta in 10, la situazione è cambiata, il Cerignola si è fatto più vivo. Vi faccio vedere, come sempre facciamo, delle grafiche con alcuni dati sia sull'allenatore sia sul giocatore più rappresentativo della Casertana. Partiamo dall'allenatore, che è una new entry nel panorama degli allenatori delle squadre professionistiche, si chiama Manuel Iori, ha giocato in squadre importanti, nel Chievo, nel Cittadella. Vi facciamo vedere che il suo motto, ha fatto una laurea a Coverciano sul calcio posizionale, poi mi direte che cos'è, il suo motto è Gutta cavat lapidem, cioè la goccia che scava la pietra. Oggi siamo in fase di latinismi acuti da Di Gennaro a Manuel Iori e poi Verona però è il re dei pareggi, come ha detto il buon Saro Foti. Cosa vuol dire calcio posizionale? È un calcio di posizione dove ci possono essere delle pressioni, nella fase di pressione del pressing, che può essere situazionale, quindi di reparto, sì, oppure che si contrappone al sistema di gioco avversario, o uomo contro uomo. Ok, almeno vedi che anche chi è da casa almeno avrà capito questa differenza che io non avrei saputo spiegare così bene. Andiamo a vedere invece il leader, diciamo, della squadra, insomma il giocatore più rappresentativo. Magari ce ne sono tanti nelle varie squadre, noi abbiamo individuato Carretta, anche perché ha rinnovato il contratto, si è spinto fino al 2026, giocatore importante. Guardate le cifre, l'anno scorso ha messo a segno 4 gol e 6 assist e quest'anno siamo già a 2 reti e un assist in 6 presenze e questo di è il campionato. giocatore sicuramente di maggior prestigio che ha la Casertana, un giocatore che quando si accende ha rapidità, forza, un calcio di sinistro importante, il giocatore da tenere in grandissima attenzione, così come Bakayoko, sì, che è entrato adesso in condizione fisica ed è un altro giocatore veramente importante. Parliamo proprio con Ermanno degli 1 contro 1, per cui seguiteci in questo, perché la Casertana fa di quest'arma una considerazione importante. Vi faccio vedere invece la grafica degli ultimi risultati della Casertana, anche se ne abbiamo già parlato, gli ultimi 5 della squadra campana. Intanto i punti sono 8, abbiamo detto, con una vittoria, 5 pareggi, una sconfitta. L'ultima sconfitta è in casa con la Juventus Next Gen. Stiamo parlando di fine agosto, per cui è passato più di un mese dall'ultima sconfitta della Casertana. Poi, come vedete, 0-0, 0-0, 2-2, 0-0 e la vittoria in casa con il Taranto, che insomma in questo momento certamente è la squadra più in difficoltà del campionato. Adesso vi faccio ascoltare invece, ricordando che oggi è arrivata l'ufficialità, ma ormai lo sappiamo da una settimana, non ci saranno i tifosi del Catania, o almeno i tifosi residenti in provincia di Catania allo stadio di Caserta. Sentiamo invece l'allenatore della Casertana, che proprio nel post partita di Cerignola ha detto: io voglio invece un bel supporto da parte dei miei tifosi nella partita di domenica. Ascoltiamolo. Io credo che questa squadra abbia veramente bisogno della spinta di Caserta, ma come dicevo sempre ce lo dobbiamo meritare. Secondo me in questo momento ci stiamo meritando di avere sostegno, e loro non mancano mai, anzi sono eccezionali per me, sono venuti anche in tanti stasera qua. Spero che col Catania
ci spingono ancora ulteriormente, perché sarà una partita bella da giocare contro una squadra che è costruita per vincere. Noi andremo in campo e daremo battaglia anche la prossima. Ecco, nel Festival delle Somiglianze abbiamo individuato prima Ambrosi Zeoli, adesso Ermanno Florio Iori. Abbiamo individuato questa nuova somiglianza, diciamo, in questa puntata di preview. Ermanno, te le vendi subito, le somiglianze te le vendi subito. No, io mi vendo tutto subito. Voi non potete parlare durante, perché sennò io poi riporto a tutti quanti. Allora, statistiche a confronto, torno da Ermanno, perché andiamo a vedere nella grafica le statistiche fra Catania e Casertana, che mettono a confronto le due squadre, perché volevo concentrarmi con voi, con Ermanno in prima linea e poi con tutti voi che ha preparato questa grafica, su alcune situazioni, perché vedo le grafiche e noto poche differenze fra le due squadre, soprattutto le prime due che metterei assieme e le seconde due. Sì, Marco, vedendo diciamo, le statistiche a confronto, vediamo come Casertana e Catania hanno uno stile anche di gioco molto simile. Partirei subito dall'analisi dei duelli aerei e dei lanci lunghi, che ci fanno vedere come la Casertana, come il Catania siano nelle posizioni più arretrate di classifica. Questo, come anticipato prima, ci denota e marca ancora più il concetto di principi di gioco che si basano su una costruzione dal basso, sì, su un movimento posizionale, su un fraseggio, diciamo, magari più sul fraseggio. Sì, esattamente, non amano la palla lunga, la ricerca in verticale diretta, forse anche per questo hanno preferito la cessione di Cianci e mettere dentro un altro innesto rispetto a lui, però si denota come le due squadre cercano tanto il fraseggio, e questo fraseggio poi viene concretizzato nella tre quarti avversaria su una ricerca costante dell'uno contro uno e del dribbling, che poi andremo a vedere successivamente. Che è più una caratteristica, notiamo, 14° posto, ricordiamo che le classifiche che vedete sono relative alle 60 squadre del campionato di Serie C, dunque il 14° su 60, mentre il Catania a metà classifica. È una squadra casertana che cerca questo tipo di soluzione. Cerca tantissimo, soprattutto nella tre quarti. La statistica ci diceva nei 90 minuti, nel dato dei 90 minuti, addirittura 24-25 diciamo dribbling uno contro uno tentati. Questo ovviamente anche dovuto alle caratteristiche offensive dei vari giocatori. Abbiamo detto Carretta, possiamo dire anche Paglino, possiamo dire anche Bakayoko e tanti altri. Gli altri due dati invece ci fanno vedere come la Casertana, così come il Catania, non tirano tantissimo in porta, però quando lo fanno con un'alta probabilità realizzativa. Infatti l'XG su tiro è la percentuale di possibilità di gol ad ogni tiro. Questo perché l'abbiamo analizzata la scorsa settimana, il Catania tira per lo più dentro l'area di rigore, così come anche la Casertana fa lo stesso. La Casertana infatti ha una percentuale di possibilità di realizzazione per ogni tiro pari al 16%, quindi bisogna stare attenti, diciamo, anche a questa analisi. I dati ci fanno capire come questo tipo di calcio posizionale, dove si tiene conto della posizione dei giocatori in campo rispetto anche agli avversari e delle caratteristiche. I numeri ci dicono un tantino come l'occupazione degli spazi da parte dei giocatori della Casertana ha dato poi questi dati, ecco. Sì, in qualche modo la squadra si muove tutte insieme. Infatti le maglie, diciamo, della Casertana, le linee della Casertana sono molto molto vicine e si muovono seguendo diciamo, la palla e la posizione del pallone, oltre alla posizione ovviamente degli avversari. Esatto. Però si prediligono più che altro un calcio del genere, che porta a una percentuale maggiore di possibilità di realizzazione, ma anche l'XGA, che sarebbe, diciamo, la percentuale di possibili gol contro. Possibili gol contro. Si vede come il Catania più della Casertana abbia una percentuale molto bassa, quindi infatti ci troviamo all'8° posto. Ma lì anche ritengo sia le caratteristiche un po' dei difensori della Casertana e dei difensori del Catania. È nettamente più alta la qualità dei difensori del Catania rispetto a quelli della Casertana.
che sono soprattutto nella coppia centrale, che ha cambiato tanto durante l'arco del campionato, e che cambierà tra anche, Gatti, tra esatto, e che cambierà anche la prossima partita, e perché Contek, non c'è Contek. molto lenti tutte sì. e tre, e quindi Hanno delle caratteristiche fisiche e strutturali che diverse. prediligono il gioco aereo, però la scappata dietro è una cosa che fanno fatica. Allora, siccome ci seguono anche le signore quando noi incominciamo a parlare di numeri, di tutto quello, le percentuali, un pochettino, ai tempi si annoiavano, qualcuno adesso ne capisce. Però sono bei ne ragazzi, capisce più, allora, ne capisce più di noi. alti, strutturati. Io invece volevo andare dalla nostra signora, che è Anna, perché così ci dà qualche nota invece dai nostri telespettatori. Sì, Marco, Rino42 ci scrive: oltre a rimpiangere l'uscita di Cianci, rimpiango anche il non impiego di Chiricò, il tutto con rispetto del parere della società e del tecnico toscano. E ancora, ciao, per me meglio Luperini di Carpani per coprire il ruolo di mediano. E ancora, inoltrato Montalto, secondo me a Caserta tira fuori il partitone, è un lottatore. E concludo con Adamonis, mi sembra fuori concorso per la Serie C, tanta roba. Allora, Adamonis fuori concorso per la Serie C, ha sempre detto anche pienamente d'accordo. Sei tu che stai... Dai, dillo che sei Pienamente tu che stai d'accordo. mandando i Montalto potrebbe essere lui il prescelto, perché è un ex... per così cui come ha diciamo, fatto Toscano voglia. con D'Andrea contro il Cerignola, potrebbe sfruttare questa situazione, questa strategia. Chiricò non credo con il sistema tattico di Toscano che potesse andare a giocare da tre quarti a destra. Lui è proprio un esterno secco, da 4-2-3-1, da 4-3-3. Su Chiricò e poi Luperini, meglio Luperini di Carpani diciamo mezzo. che in mezzo ha fatto Carpani la mezzala sinistra nell'ultima partita. Fai due il centrali, Catania ha fatto 3-5-2, tra i due centrali nessuno dei due, perché hanno caratteristiche diverse, tant'è che il mister Toscano ha utilizzato il 3-5-2 domenica scorsa, facendo giocare Carpani da mezzala sinistra, ma Luperini potrebbe fare la mezzala, secondo me tranquillamente. Sì. Voglio tornare dal nostro Ermanno, perché incominciamo a vedere anche i tagli che abbiamo fatto le clip che abbiamo fatto sulla Casertana, partendo sempre dalla fase non possesso. Ci dicevi prima che è una difesa a 4 che ha subito pochi gol, dimostrando solidità, compattezza, ma anche qualche insicurezza, no? Alle volte peccano un pochettino di insicurezza e soprattutto anche di quella che è la comunicazione tra reparto, e possiamo vedere, nei tagli non si vede tanto, ma come cercano spesso anche di alzare la linea molto alta per ricercare la trappola del fuorigioco. Vediamo in questa occasione. Qua vediamo un'imbucata contro il Messina, dove diciamo i due centrali su palla aperta non si aspettano questa palla imbucare e ritardano sia la marcatura sia la copertura dello spazio. Anche Paglino in questo caso non stringe nello spazio di imbucata della punta, poi non vanno a tiro in porta, però è un'occasione dove c'è mancanza soprattutto di comunicazione tra terzino e centrale. Prossima clip invece che andiamo a vedere, perché sono tutte concentrate relative su queste situazioni, è una palla alle spalle della linea. Sì, la prossima clip che vediamo è una palla alle spalle della linea proprio contro la Turris, dove entrambi i centrali sono anche un po' posizionati male rispetto al lancio del numero 10 della Turris, e sia i due centrali che il terzino rispetto a Paglino non rispettano la salita, e quindi non attuano quella che è la tattica del fuorigioco, il che porta a un 2 contro 1 dentro area molto pericoloso che per loro fortuna non viene concretizzato. Anche qui c'è una mancanza sia di comunicazione tra il reparto, sia una mancanza di lettura proprio della palla, che era una palla aperta. Quei tre uomini lì fermi danno che non si muovono, mentre Paglino che taglia dentro, che è il terzino a destra, che segue quella giocata, ma da solo su un 2 contro 1 con l'uomo dentro, come possiamo analizzare, molto libero, e la possibilità di gol è pari quasi al 100%. Ultima con il Cerignola, poi faccio intervenire anche Saro e Carlo. Ultima partita di campionato, lì c'è la possibilità di inserirsi fra terzino e centrale, fra esterno e centrale. Ho voluto tagliare proprio questa clip video perché il Catania
predilige per principio questi tagli, l'abbiamo visto la scorsa settimana, lo vedremo pure in queste clip di questa puntata, come predilige l'inserimento e il taglio, che però la Casertana non legge molto bene. Possibilmente qui anche una condizione di 80° minuto, quindi minuti finali, certo. Squadra stanca perché era dal 60° in inferiorità numerica, però si vede come ci sia tanto spazio tra il terzino e il centrale che perde completamente la copertura e la marcatura della zona e dell'uomo, e si crea una palla gol interessante per il Cerignola. Sono Foti, sono palle gol che il Catania, sono situazioni che il Catania potrebbe sfruttare nella partita di domenica. Allora, io dico che in 100 minuti, 105, perché ormai le partite durano recuperi di 9 minuti. Nel contesto di una partita lunga, qualcosina l'avversario la deve pur cedere, la deve pur consegnare al suo interlocutore. Però c'è un dato statistico che è inconfutabile. Questa squadra nelle ultime 5 partite ha preso solo 2 gol, 4 volte tutti nella stessa partita gol, e solo 2 gol a Messina. Quindi se qualcosa c'è dall'avversario, evidentemente è stato bravo anche Ermanno ad andare ad estrapolare gli unici momenti di defiance della squadra casertana. Per il resto mi fa pensare è una squadra abbastanza compatta e che chiude bene le maglie difensive. È questo, no Carlo? Sì, diciamo che la fase difensiva sono 4 difensori, soprattutto terzino destro, Heinz e i 2 centrali, forti fisicamente, mentre spingono di più a sinistra con Falanga e Fabbri. Uno dei 2 gioca, l'altro sta fuori. I 2 mediani davanti alla difesa sono 2 giocatori di legna che danno equilibrio alla squadra, e insomma i 4 come spesso succede il 4-2-3-1, no? E i 4 che si occupano della fase offensiva, sicuramente, a parte Paglino, ecco, che è più, diciamo, un giocatore da binario destro. Gli altri sono tutti fantasisti bravi nell'1 contro 1. Manca di una punta centrale, come ha ben detto Ermanno, perché a parte Satriano, che ancora è un giovane, e quindi è Salomà, che era stato utilizzato in qualche partita, diciamo che il mister si affida più o a Deli, sì, o a Asensio. La Caserta ci suggeriscono Asensio nella probabile ma non sono sicuramente dei grandi realizzatori. Andiamo alla fase di possesso, Ermanno, della Casertana, sì, e andiamo a guardare questa ricerca spesso e volentieri del lato debole, del cosiddetto lato debole, che non sarebbe altro che il lato, diciamo, opposto a dove si trova la palla, sì. E la ricerca dell'1 contro 1. L'abbiamo visto nei dati. Qui vediamo proprio Bakayoko, prima ce l'ha presentato il mister, che affronta da solo praticamente la difesa schierata del Messina e si procura il rigore che porterà la Casertana al gol del pareggio, e vediamo Bakayoko proprio destreggiarsi, ha una gamba importante. Questo rigore assomiglia, Ermanno, un po' a Giuliano. Ronaldo. Quello però non l'hanno dato. No. Sì, però ecco, giocatori così, Bakayoko come anche Carretta, hanno delle qualità innegabili sul duello offensivo. Nella prossima clip invece vediamo quello che stavi dicendo prima tu, Marco, il cambio di fronte, il discorso del cambio di fronte. Ecco, isolare Carretta laterale, che dovrebbe giocare 3 quarti, però spesse volte si fa trovare largo, e diciamo lui per qualità sposta la palla. Prima il mister ci ha detto proprio il suo sinistro, no? Sposta la palla e calcia, o addirittura salta l'uomo, e quindi può essere un'arma importante per la Casertana nell'ultima 3 quarti di campo. Carretta, abbiamo detto che poi il giocatore, insomma, forse più tra l'altro uno dei pochi che è rimasto dei riconfermati, perché ne leggo almeno 8 nuovi rispetto ai vecchi, tra i quali Carretta, prima, che è una situazione simile al Catania in questo senso. Sì, capitano, si alternano 2 bacchetti, però ultimamente Carretta è il capitano. E poi infatti nell'ultimo taglio vediamo come Carretta sia un uomo chiave, un uomo simbolo della squadra. Sì. Sul 2-0 a Messina la Casertana stava facendo una fatica incredibile, Carretta
praticamente da solo con difesa schierata del Messina, cerca addirittura un 1 contro 2, salta 2 uomini, segna e poi la Casertana nel giro di 11 minuti troverà anche il secondo gol, e questo ci fa capire quanto un giocatore del genere, oltre ad essere un uomo chiave, sia anche un leader, sia anche un trascinatore, qualcuno che tira la carretta proprio, anche il gioco di parole, nei momenti di difficoltà. Fra parentesi, abbiamo detto degli unici 2 gol subiti in queste ultime 5 partite, abbiamo visto anche gli unici 2 segnati, perché poi alla fine c'è anche questa situazione in casa Casertana che va messa sotto la lente di ingrandimento. Fra poco andremo a parlare del Catania, prima però torniamo da Anna d'Oro Vestita, che ci dice cosa? Ti dico che Enzo da Priolo ci scrive: è un peccato che quest'anno i nomi dei giocatori sulle maglie sono piccoli e illeggibili. E ancora, Ale e Peppe invece ci scrivono: vorrei, se mi permettete, dire una cosa a chi rimpiange gli ex. Lo scorso anno, se erano così bravi, ci portavano in Serie B. Onore ai nuovi che si rispettano e si fanno rispettare in campo. E poi chiedono: buonasera, desidero sapere i tempi di recupero di Sturaro. Non sono stati indicati ufficialmente. E qua abbiamo un grandissimo preparatore fisico, perché il Mister Fod è stato mio preparatore fisico, me ne vanto. Allora, ti abbiamo dato la patata bollente, adesso tu ci dici, vabbè, no, Natale? Intanto ufficialmente Sturaro cosa ha avuto? No, ma lì poi hanno fatto una distrazione di secondo grado al collaterale mediale. Collaterale interessato. Beh, diciamo che in questi casi i tempi di recupero, diciamo intanto che il collaterale è un legamento irrorato e quindi rispetto per esempio ad un crociato che necessariamente necessita l'intervento, il collaterale spesso non c'è bisogno dell'intervento perché essendo irrorato, cioè passano vasi sanguigni, quindi diciamo riesce a recuperare con maggiore fretta. E 60 giorni se ne vanno. Perché purtroppo è così. Purtroppo perché Sturaro era in una fase straordinaria che stava dimostrando il suo reale valore, perché non aveva affatto dimostrato di essere un giocatore di Serie A lo scorso anno, ma quest'anno è un'assenza importantissima che pesa tanto in questo momento nel gioco del tecnico, perché veramente stava dando il salto di qualità. Mentre che ci sono, mister, approfitto della sua competenza, perché la Cireale di Busetta e di Papadopoulo si è avvalsa della sua grandissima competenza e volava dal punto di vista fisico, era una delle caratteristiche migliori. Le condizioni di Inglese, che è stato fermo per 8 mesi l'anno scorso, quando secondo lei sarà al top della condizione? Allora, quando si sta fermi per un periodo così lungo, anche se è stata è stata una inattività non post-traumatica, ma mi pare per una sua scelta, no? Che non aveva giocato. La società lo ha messo fuori rosa. Ok, quindi deve riguadagnare quell'elasticità muscolare che gli consentirà di essere più svelto, più rapido, più aggressivo, perché stiamo parlando di un grandissimo giocatore e secondo me, non essendoci stato un problema di natura traumatica, nel giro di qualche mesetto Inglese sarà il giocatore al top della condizione. Queste sono le considerazioni appunto su Inglese, ce l'auguriamo magari anche prima, insomma per i tifosi del Catania. Intanto un gol ha già fatto, anche bello, di pregevole fattura in casa della Juventus. Andiamo a vedere la lente di ingrandimento proprio sul Catania, torno dunque da Ermanno per dare uno sguardo a questa situazione che vedremo proprio nella grafica che ci farà vedere la regia sulla riconquista e ripartenza, noi l'abbiamo chiamata così, sì, no? del Catania, perché parliamo di duelli difensivi e anche di intercetti, di contrasti. Esatto Marco, diciamo che
questa lente di ingrandimento si basa molto sulle parole di Toscano a fine partita, sull'importanza, no? del contrasto, del duello difensivo, soprattutto il duello difensivo vinto, direi, che poi ha permesso il Catania di realizzare l'1-0 contro il Monopoli, e qui andiamo ad analizzare principalmente quelli che sono i duelli difensivi sui 90 minuti. Vediamo come il Catania cerca tanto questa situazione, quindi va tanto a duellare sia nella parte alta, quindi nella cosiddetta zona 1 avversaria, va a ricercare molto il duello, ma anche nella parte di centrocampo con degli interpreti diciamo che hanno quelle caratteristiche, e infatti si trova il Catania in una posizione abbastanza di alta classifica. Il dato che invece un pochettino sarebbe da migliorare è il fatto dei duelli difensivi vinti, quindi ne tenta tanti nei 90 minuti, però ne vince una percentuale pochi. Sicuramente maggiore alla metà, però certo. Le squadre che negli scorsi anni hanno dominato la classifica, hanno vinto i campionati, avevano una percentuale che ballava intorno ai 68-70% di duelli difensivi vinti, quindi su questo sicuramente Toscano ci lavorerà. Ci sono altri dati che volevi centrare su questo? Sì, l'altro dato che mi piace in qualche modo analizzare è che proprio la differenza, no? Che denotava Toscano nella conferenza stampa di fine partita contro il Monopoli, sono proprio la percentuale di contrasti tentati dal Catania e vinti dal Catania rispetto agli avversari. Gli avversari vincono dei duelli, vincono i contrasti la metà, mentre il Catania ne vince proprio il 73%, 3/4 dei contrasti che sarebbe sempre più da aumentare, ed è un dato che ci fa vedere come il Catania si impone in entrambe le fasi. E questa è una cosa importantissima. A proposito di Catania, visto che dobbiamo verticalizzare perché abbiamo ancora 2 pause pubblicitarie, le formazioni, i collegamenti con Cammarasana e Francesco Triolo, andiamo a vedere invece i tagli del Catania partendo dalle difficoltà della difesa. Esempio, col Monopoli qualche volta il lancio lungo e la difesa è andata un pochettino in difficoltà. Sì, l'avevamo analizzato come costante, come alert difensivo già scorsa settimana, e si è riproposto anche in questa settimana con la palla in bucare alle spalle di Anastasio, tra Anastasio e Di Gennaro. È stata, diciamo, l'unica incertezza dei 3 difensori su queste palle lunghe, e vediamo proprio Yeboah che va a calciare e che crea una palla pericolosa. Possiamo vedere, eccola qua la clip. Esattamente, si crea lo spazio alle spalle. Anastasio che in questa situazione guarda solamente il pallone, non guarda l'avversario che gli taglia alle spalle. Qui sicuramente c'è stata anche una mancanza di comunicazione tra Di Gennaro e Anastasio, che pensava addirittura che l'avversario fosse in fuorigioco perché non l'aveva completamente visionato. Ma ha detto che Yeboah è stato veramente bravo sia nell'inserimento che nella conclusione, perché questo sarebbe stato un gran gol, al di là del fatto che ovviamente tutti partecipiamo sulle sorti del Catania, però Marco sarebbe stato veramente ci ricorda come leggerla meglio, sì. il difensore ha tutto il tempo per leggerla meglio e scappare prima. Esattamente, come taglio video mi ricorda un pochettino il taglio video che abbiamo fatto vedere scorsa settimana del gol di Baldé proprio a Giuliano, quindi stessa situazione poco dopo, durante la partita c'è l'unico errore di Di Gennaro in una partita mostruosa sotto tanti punti di vista. Assolutamente, e vediamo come sempre su una palla lunga, questa volta meglio gestita dal Catania che scappa bene nello spazio, infatti lo spazio viene chiuso bene, e Di Gennaro però in questo caso non ha lucidità nella gestione del pallone e rinvia questa palla laterale, quando invece si trovava alle sue spalle o anche davanti a sé un appoggio, un sostegno facile come quello di Adamonis, e qui, diciamo, c'è l'unica defezione, l'unica difficoltà di Di Gennaro durante tutta la partita. E abbiamo visto invece le qualità di Bruschi, che hanno tenuto in apprensione tutti i tifosi del Catania, quasi 18.000 del Massimino durante la partita con il Monopoli, ma è stato ancora più bello per i tifosi rossoazzurri battere una squadra che si è saputa imporre nell'ultima parte della partita. Andiamo invece nella fase di possesso invece, perché andiamo a vedere i gol
del Catania, il gol del Catania, quello di Lunetta, perché ci dice qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima. Scorsa settimana. Poi io, come potete vedere, sono molto puntiglioso perché cerco di vedere diciamo le difficoltà ma anche i punti di forza delle varie squadre. Qua vediamo la regressione, la transizione positiva, vediamo quello che abbiamo detto la scorsa settimana, quindi la prima punta che attacca spesso, per non dire sempre, il primo palo, liberando la zona centrale, è proprio la palla a rimorchio che tutti i centrocampisti che si inseriscono, tutte le mezzale che si inseriscono dentro area aspettano, quella palla arriva nello spazio nel momento giusto, quindi un timing perfetto da parte di Lunetta e poi c'è la corsa verso la curva sud. Ce lo deve avere il rimorchio, però, insomma. Cioè, deve avere la capacità di arrivare lì al rimorchio, no, Carlo e Saro? Lunetta è un treno che arriva al rimorchio. È proprio un trattore, no? Il gol è bellissimo. Il gol è bello. È bellissimo perché certifica il senso di questa squadra che vuole fare dell'aggressività un'arma di privilegio. È stato bellissimo vedere come, fra l'altro in un settore di campo dove è bello aggredire perché lì è più facile rubare palle ed è meno facile per l'avversario metterti in difficoltà, e comunque con quanta aggressività sia la conquista della palla sia anche riempire l'area di rigore, cioè in un attimo c'erano 6 giocatori del Catania dentro l'area di rigore, costruita, fra parentesi, un'azione costruita da 2 difensori, perché Castellini ha recuperato il pallone, Di Gennaro ha messo l'assist in mezzo e Lunetta poi ha concretizzato in rete. Inserimenti alle spalle è quello che noi andiamo a guardare nelle ultime 2 clip. È una costante che avevamo presentato anche la volta scorsa, l'inserimento alle spalle che viene tanto cercata ed è un punto diciamo di difficoltà nella lettura per quanto riguarda la Casertana. In questo caso vediamo per esempio l'inserimento dovrebbe essere di Stoppa che però mette il cross, poi l'azione non si concretizza, però entrare con grande capacità e soprattutto con grande costanza all'interno dell'area di rigore per il Catania è un dato abbastanza interessante e su cui deve costantemente lavorare per rifinire alcune giocate. Vediamo proprio il taglio successivo dove c'è l'inserimento del trequartista su palla di Guglielmotti, l'inserimento della mezzala più che del trequartista, l'inserimento nello spazio. Qui però manca quello che è stato fatto diciamo, nell'azione del gol, ovvero Inglese taglia sul primo, però non lo fa con la stessa aggressività, con la stessa ferocia con cui l'ha fatto Montalto nel primo tempo e Stoppa un po' indietro e non legge questa situazione dove si era creato lo spazio tra le maglie del Monopoli, diciamo, nella zona di rimorchio. Bene, avete qualcosa da aggiungere? No. Gli occhiali li ha tolti, Saro Foti, per cui ha smesso di guardare i tagli. Va bene, ci fermiamo, ci ritroviamo fra pochissimo, grazie Ermanno, con i collegamenti con Francesco Triolo e Cammarasana che ci parleranno ovviamente le partite del Messina e del Trapani. A fra poco. Terza parte della nostra trasmissione di preview, vado a presentare i protagonisti di questa parte di trasmissione, cioè i miei colleghi, valenti colleghi Francesco Triolo e Franco Cammarasana. Ecco, perfetto. Allora, questo è Triolo e questo è Franco Cammarasana. Chi era alle tue spalle, Ciccio? Mia suocera. Ecco, perfetto. Allora, un saluto alla suocera saluto anche alla suocera di Francesco Triolo. Tu, Franco, non hai nessuno lì vicino, non so, il gatto, il cane? No. Un saluto a te, agli ospiti in studio e perché no anche ai ragazzi della regia che ci permettono di andare in onda e di farci vedere a chi si ascolta, a chi ci vede, insomma, ai telespettatori. Bravo Franco, giusta considerazione, bravissimo Franco. Allora, mi piace questo quadretto. Che combattono con noi ogni volta. Esattamente, e soprattutto, con me soprattutto, più che con voi. Il sorriso di Ciccio che non vedevo da tempo. Bene, tutti sorridenti, tu ne hai più la possibilità, Franco, per quanto riguarda il Trapani, mentre vado invece da Ciccio. Torno a te fra poco, Franco Cammarasana, da Francesco Triolo, perché il Messina
invece viene ovviamente da una sconfitta contro una squadra che in questo momento sta andando fortissimo, ma sempre da settimane difficili, travagliate, complicate, allenamenti fatti nell'antistadio, insomma abbiamo sentito anche il pezzo nel telegiornale di oggi. Non solo nell'antistadio, perciò continuo a ridere, sì, perché c'è stato un allenamento anche svolto in un campo di calcio a 7 in sintetico, in una struttura qua del centro città, giusto per non farsi mancare nulla alla vigilia di una partita come quella contro la capolista Benevento, che dovrebbe essere preparata al meglio. Tutto questo quando sono ancora tante le voci sulla cessione del club, la proprietà, comunque non c'è un clima idilliaco a Messina. Detto questo, però, la squadra di Modica, l'abbiamo visto in campo, è una squadra che gioca comunque, se la gioca ad armi pari praticamente contro tutti, lo ha fatto anche in linea di massima a Picerno, e adesso si prepara ad affrontare un ciclo terribile di impegni, perché Benevento, Monopoli, Trapani, poi ci sarà il derby col Catania, insomma saranno 4-5 partite in cui i giallorossi dovranno veramente tirare fuori tutto quello che hanno per evitare di sprofondare e poi complicare ancora di più le cose. Di questo il gruppo ne ha piena consapevolezza, considerato che anche l'anno scorso in questo periodo si è vissuto un momento di difficoltà. Modica sa come gestirlo, però è chiaro che le difficoltà ci sono, soprattutto se poi non ti riesci ad allenare come vorresti durante la settimana. Hai detto tu dell'allenamento svolto nell'antistadio del Franco Scoglio, il giorno successivo veramente in un campo di erba sintetica di calcio a 7 in città, dove andiamo a giocare le partitelle infrasettimanali con gli amici per farci capire. Non è una cosa obiettivamente normale da società professionistica. In tutto questo ci sono state pure le dimissioni del direttore generale del club dopo appena un mese dalla sua nomina. Quindi questo è un po' il clima che sta vivendo il Messina. Senti, squadra Ciccio, che cosa ci dobbiamo aspettare? Hai detto che la squadra prova ad allenarsi nel miglior modo possibile, considerando tutte le difficoltà di cui tu hai parlato. È una squadra che tutto sommato gioca anche bene, si difende, ha un peso comunque specifico in questo campionato e che giocherà contro la prima in classifica. Però come, in che modo, ce lo dici tu? È una squadra che sta facendo della forma fisica la sua arma in più in questo momento e dell'entusiasmo di tanti giovani. Come giocherà? Dovrebbe in linea di massima cambiare qualcosa, perché dagli spifferi che arrivano dallo spogliatoio, ma questo Modica penso che lo deciderà soltanto domani alla fine della seduta di rifinitura, potrebbe l'errore di Picerno costare il posto a Curtosi, con Krapicas che dovrebbe iniziare dal primo minuto. Questo che cosa significa? Che per rispettare il discorso degli under, perché sapete che il Messina fa il minutaggio ed è una delle priorità, si dovrà cambiare qualcosa. Allora a perdere il posto per questo sistema dovrebbe essere anche Luciani in avanti, con Pedicillo e Petrungaro in questo momento stanno molto bene, che dovrebbero giocare con Anatriello punta centrale. Per il resto la formazione dovrebbe essere in linea di massima quella che vedete nella grafica, considerato anche che Salvo non ci sarà per un bel periodo di tempo, perché da Picerno è tornato con la frattura al setto nasale, è stato operato e quindi mancherà per qualche settimana. Questa è in linea di massima formazione contro un Benevento che non lo scopriamo oggi, è primo in classifica, segna una media di più di 2 gol a partita, è allenato da Auteri, che qui è stato 5 mesi nel 2022 prima delle dimissioni alla vigilia di Natale, non senza strascichi e polemiche con il presidente Sciotto, quindi magari si vorrà togliere anche lui qualche sassolino dalla scarpa. È chiaro che però la squadra di Auteri, se vuole continuare a stare in vetta alla classifica, deve venire a Messina a fare punteggio pieno. È quello che sperano non avvenga i tifosi del Messina, che continuano la loro protesta e non entreranno neanche questa settimana allo stadio per sostenere la squadra, ma lo faranno dalla collinetta che sovrasta il Franco Scoglio. Il San Filippo. Grazie Francesco, alla prossima.
Grazie a te Marco, saluti a tutti. Ciao, buon pomeriggio Francesco Triolo, incredibile, no? Quello che sentiamo, perché stiamo parlando comunque di un campionato di Serie C. Sentire... È triste, Sì. è triste vedere come una piazza così gloriosa sia in queste condizioni, anche Mister Foti. Anche perché ormai non si può inventare nulla, hai bisogno di lavorare durante la settimana bene, di lavorare in campo, di provare le cose, di simulare le situazioni. E senza allenamento che Come fai? E soprattutto Con la allenandosi in campi, diciamo, in cui non puoi fondamentalmente simulare appunto nulla. Vado da Franco Cammarasana che ci ha aspettato con serenità, sempre pronto, il nostro Franco. Dacci un po' il quadro della situazione, che è diametralmente opposto, no? in casa Trapani, perché si arriva da successi in serie. Assolutamente sì, anche se devo dire anche per me sentire le notizie che vengono da Messina mi rattristano molto, perché conosco che la piazza gloriosa, mi legano tanti bei ricordi a Messina, sia sotto l'aspetto sportivo che non. Però io ho grande stima di Giacomino Modica, è un tecnico in gamba, sa fare gruppo al di là dei problemi societari. Tornando al Trapani, chiaramente il Trapani cerca di fare il tris dopo le vittorie corpose contro il Potenza e la Torres. 9 gol segnati all'attivo, un solo subito, grazie anche ai 5 gol realizzati da Facundo Lescano, che chiaramente domenica sarà al centro dell'attacco granata. Sicuramente delle novità, e lo vedremo fra poco da una probabile formazione. Ci saranno delle novità per quanto riguarda il Trapani, perché non sono tutti disponibili. Intanto nell'ultima partita si è fatto male il difensore Baglietti, sostituito e non sarà recuperabile, ha un problema a una spalla, è stato sostituito da Ciotti. Ci sono 2 attaccanti, Zuppel e Udò, a quanto pare fuori uso, mentre potrebbero rientrare Celiento in difesa, ma c'è sempre Sabatino pronto. A centrocampo qualche novità pure, probabilmente Crimi sarà schierato dal primo minuto, e poi forse anche in attacco Fall, che ha avuto qualche acciacco, ma c'è pronto anche un ragazzo molto valido come Spini. Questa in linea di massima la formazione possibile, sempre un 4-3-3, è probabile anche che Aronia, che fra l'altro qualcuno forse lo sa, in settimana ha conseguito anche la laurea in scienze motorie, adatterà anche la formazione in base all'avversario. Il Sorrento che è una squadra giovane, viene da 3 risultati utili consecutivi, l'ultima sconfitta a Potenza il 13 di settembre, e proprio a Potenza il Trapani tornerà a giocare dopo 10 giorni, perché lì ci ha vinto contro il Potenza il 29 di settembre per 5-1, chissà che non faccia il bis. Ripeto, è una squadra giovane perché c'è un motivo, perché è una squadra giovane aiutata molto a centrocampo, soprattutto da alcuni elementi esperti, perché non hanno il presidente, che poi Gianluca Aponte, il presidente e il fondatore della MSC, tanto per capirci, ha puntato quest'anno sui giovani in modo da averli pronti il prossimo anno, quando avrà a disposizione il campo sportivo, il vecchio campo Italia di Sorrento, a cui mi legano certi ricordi, una delle mie prime radiocronache nel 1976. Ripeto, tra l'altro non ha problemi sotto l'aspetto economico questa società, perché tra l'altro è anche sponsorizzata dalla Mobi della famiglia Onorato. In settimana si è aggiunto un altro sponsor da un'altra società di navigazione, come la Ignazio Messina. Insomma, loro puntano molto, ripeto, al futuro, è un progetto futuribile per una squadra forte. Ripeto, giovani molto interessanti, assieme ad alcuni elementi molto esperti, allenati da un bravo tecnico come Barillari. Ripeto, non sarà una gara facile per il Trapani, che comunque non è ancora al massimo, ha ripeto,
alcuni giocatori importanti fuori, però Aroni ha un gruppo, però daranno tutto come hanno fatto fino ad ora. Franco, ti ringrazio Franco Cammarasana come sempre, anche perché le notazioni pure storiche, fra parentesi il Sorrento appunto lo sappiamo che deve giocare a Potenza, questa è un'altra particolarità incredibile di questo campionato. Grazie ancora a Franco Cammarasana, torno un attimo da Anna e poi andiamo in pubblicità. Anna, i messaggi che ci arrivano, Marco, sono in vista della partita che il Catania giocherà a Caserta. Infatti a Caserta spero di vedere una bella partita come l'anno scorso. Poi come centrocampista poteva essere utile Zammarini in questo momento di carenza in mezzo al campo. E ancora, se le punte segnano e i trequartisti fanno viaggiare il pallone, vinciamo il campionato. E passiamo al momento complimenti, oggi per il Mister Breve. Ecco, meno male. Complimenti a Mister Breve nella sua analisi e spiegazione tecnica alle domande che si pongono. Hai visto? Grazie. Benissimo, hai visto che qualche complimento arriva e se lo prende giustamente il nostro Carlo Breve, che fa poche cose nella nostra TV in questa stagione. E noi ci fermiamo sugli attaccanti abbiamo detto, sui trequartisti pure, i centrocampisti mancano in questo momento, per cui anche Marco Carli, se avesse fatto il centrocampista, sarebbe stato utile alla causa. Ci fermiamo e ritorniamo fra poco con le probabili. A fra poco. Ultimi minuti della nostra preview, abbiamo snocciolato tutti i temi tattici sia della partita del Catania ma anche attraverso Francesco Triolo e Franco Cammarasana delle partite che attendono le altre due siciliane di Serie C. Andiamo a vedere quelle che possono essere le probabili della partita di Caserta, andando a dare uno sguardo prima. Partiamo dal Catania. Io avrei dato prima la squadra di casa, andiamo a quella prima in trasferta che ci interessa. Catania, allora 3-4-2-1, abbiamo rimesso Quaini in mezzo, abbiamo rimesso D'Andrea lì con Montalto che è ex e dovrebbe poter essere della partita. Ovviamente si ragiona sempre sulle alternative che possono essere Lunetto o Luperini là davanti, sempre Luperini in mezzo e Quaini invece che al centro del campo in difesa. Attenzione, ci sarà Gherardi, ma è difficile che giochi dall'inizio in questa partita. Casertana, andiamo a vedere invece la squadra di Iori, come abbiamo detto 4-2-3-1 con i due lì davanti che conosciamo bene, soprattutto la batteria dei tre quarti con Paglino, come diceva prima Ermanno, con Carretta che parte dal centro ma poi svaria verso destra e con Bakayoko che cerca quegli 1 contro 1 che abbiamo visto poco fa. In attacco potrebbe esserci Asensio, potrebbe esserci Deli, queste sono le alternative che si è creato Iori durante anche la partita con il Cerignola. Considerazioni? Non credo che Deli non giocherà, visto che anche lui un ex, magari si punterà sulle motivazioni, è stato sempre tra i titolari, non penso proprio che verrà fatto fuori in questa gara. E vediamo che cosa succederà. Ricordiamo che mancano ancora le rifiniture di domani, che si gioca domenica alle 3, fra parentesi combinazione in un calcio strano come quello di questi anni. Tutte le siciliane, come ha detto bene la nostra Anna all'inizio della nostra trasmissione, giocano tutte alla stessa ora di domenica, sembra alle 3 per di più, sembra quasi i nostri tempi, tranne quelli di Ermanno e di Anna, sembrano i nostri tempi, le partite alle 3 di tutte le squadre. Andiamo a vedere invece gli arbitri della sfida di Caserta, l'arbitro ovviamente più gli assistenti e il quarto ufficiale. L'arbitro è di Firenze, Niccolò Turrini, e poi c'è Landoni e Laghezza che sono i due assistenti, e il quarto ufficiale è Di Francesco di Ostia Lido. Pronostico lo volete fare? No, non ve la sentite, già la faccia di Carlo mi ha detto non ne fate, meno Saro. Sì, no, Saro si scaramanzia e pronostici non si fanno. Io ci provo. Ci provi. Io credo però che il Catania parta da un piccolo vantaggio, perché ha una valenza tecnica importante, viene da un risultato bello, una vittoria contro un Monopoli che
domenica ha dimostrato di meritare il primo posto che aveva in classifica, di essere una bella squadra, e quindi in questo momento ai nastri di partenza il Catania ha un leggero vantaggio. Io mi auguro che questo leggero vantaggio diventi un largo vantaggio nel corso della partita. E io mi auguro invece di ritrovarti presto, seduto su questa poltrona per la nostra preview. Grazie Saro Foti, siamo arrivati alla conclusione, grazie a te della presenza. Carlo, vabbè, grazie Marco, te non dico grazie niente. sempre. Un buon pomeriggio, Dei ci vostri. ritroviamo fra poco, fra qualche ora con... Grazie ancora Carlo Brera. Grazie Ciao. a voi e buona serata a tutti i nostri. Buona serata e buon pomeriggio ancora al nostro Ermanno Florio. Grazie Marco. Ti sei trovato bene? Sì? Meglio ancora della prima? Sì. L'emozione ormai è passata. Dal sorriso si vede, il sorriso migliore, con tutto il rispetto per tutti noi, c'è la nostra Anna. Ciao Anna, buon pomeriggio anche a te. Ciao Marco, grazie a te, alla prossima. E allora la prossima invece con tutti voi, la prossima che lo ricordiamo sarà venerdì. Invece vi ricordo tutti gli appuntamenti dello sport con Telecolor, a partire da Diretta Stadio domenica per la partita della Casertana, poi le interviste ai protagonisti, lunedì ovviamente anteprima corner e poi corner, e noi come detto torniamo venerdì. Alla prossima.